Buongiorno a tutti voi che ci state seguendo. Questa è l'ultima puntata della stagione di Librarium, la nostra rubrica letteraria, una rubrica che dedichiamo al panorama editoriale della Sardegna. E quest'oggi concluderemo non con un libro ma con ben 3 libri. Stiamo parlando di una trilogia, io la chiamo la trilogia nuragica, e per parlare di questi romanzi storici ambientati durante il periodo nuragico abbiamo qui l'autore. Grazie Rocco Meloni per essere qui con noi, ti ringrazio per la tua disponibilità. Grazie a voi, buongiorno a tutti, a te e agli ascoltatori. Allora, sono 3 i romanzi storici che tu, o meglio, parte la tua produzione letteraria è molto vasta, però quest'oggi ci soffermiamo sui 3 romanzi storici che hanno ovviamente un filo conduttore e sono Nel nome della Dea Madre, il primo romanzo storico che è ambientato a partire dal 1200 a.C., Il Tempio della Pietra Nera e Fizz e Luna, che è l'ultima fatica letteraria. La prima domanda che ti faccio è: come è nata questa passione per il periodo nuragico e come si sviluppa il racconto in questo periodo che vede la nostra civiltà, la civiltà nuragica, al centro di vicende storiche, anzi preistoriche in questo caso, veramente particolari? Deriva un po' anzitutto dai miei studi. Io sono laureato in filosofia e in storia e quindi ho studiato molto accuratamente il periodo storico e il periodo filosofico, prevalentemente orientato al periodo più antichi, quindi greci e precedenti, fino a poi al Medioevo e le parti attuali. Quindi i miei interessi sono stati, dal punto di vista dello studio, orientati verso le parti manageriali antiche, regola benedettina, regola pastorale, il De Oratore di Cicerone, lavori che oggi hanno una grande chiave di attualità interpretativa, però provengono dall'antichità. In quella fase andavo a scoprire che della storia della Sardegna, che ha lasciato 8000 nuraghi e che si è collocata soprattutto al periodo dell'età del bronzo, in un periodo di quello che è considerato dei grandi regni, dove c'erano grandi popoli, anzitutto gli egiziani, gli ittiti, i ciprioti, i micenei, i minoici. Non c'è nulla manco di produzione nostra, non c'è nulla di scritto perché siamo ancora nel periodo preistorico, quindi siamo ancora all'età del ferro, quindi siamo nel periodo del bronzo tardo e bronzo medio, bronzo finale, quindi 1200-1100, con il 900 iniziamo con l'età del ferro e quindi a quel punto cominciamo ad avere documenti storici. Ma è un periodo talmente glorioso, talmente bello, talmente forte, con poche documentazioni ma molto, molto insignificative, che a quel che risulta a me nessuno gli ha dedicato un'attenzione particolare, per cui mi sono preso la briga di fare uno studio accuratissimo della bibliografia, studi archeologici e di incrocio tutti quelli che potevano avere documentazione riferita a quel periodo. Mi riferisco all'Iliade e l'Odissea, che si collocano esattamente nello stesso periodo, quindi sono sull'altra parte del bacino del Mediterraneo, ma il periodo è lo stesso. E quindi su quello ho ricostruito le vicende e ho cercato di ipotizzare le dinamiche che allora, vedendo soprattutto la dislocazione dei nuraghi e l'espansione nella Sardegna, potessero essere realisticamente avvenute. Quindi la trama è di fantasia, ma il contesto, tecniche di costruzione, tecniche di combattimento, tecniche agricole, modi di usare, che se noi abbiamo tra l'altro trapiantato e ereditato anche nel mondo agropastorale più interno, è rimasto lo stesso. Quindi ho voluto accuratamente studiare e riproporlo nell'interesse di un romanzo storico, perché qualcuno, attraverso un romanzo piacevole, spero che sia, riesca a conoscere un pochino di più della propria storia antica che non conosce. Iniziamo subito con il primo, Nel nome della Dea Madre. Chiederei alla regia di mandare in onda la copertina. Eccola qua, Nel nome della Dea Madre, Ars Artium, la casa editrice, fra l'altro la casa editrice è la tua, poi ti farò la domanda anche su questo. Collochiamo un attimino la vicenda di questo primo romanzo. Questo è collocato proprio fra il 1200 e il 1100 e intendeva inquadrare infatti la lotta per il potere al tempo dei nuraghi. La domanda che mi ponevo io era: come era organizzata la vita sociale? I villaggi come erano organizzati, i nuraghi che realtà erano dal punto di vista politico, dal punto di vista culturale, dal punto di vista sociale, e quindi che dinamiche si creavano? Era una comunità paritarie, rappresentative e trasversali,
o erano verticistiche, c'era un principe, noi il re non ne avevamo, quindi come poteva essere organizzata? Quindi mi sono calato nelle dinamiche di questa fatta con delle contrapposizioni fra delle tribù, quindi perché noi operavamo in aree ristrette, quindi operavamo davvero con aggregati tribali, con delle tribù nelle quali qualcuno perseguiva un accentramento del potere che aveva la sua validità, era funzionale, quindi il potere centralizzato garantisce maggiore efficienza, rispetto a quello comunitario invece dove coinvolgeva le famiglie, quindi l'ars del coinvolgimento e della mediazione, e questo determina uno scontro per conservare la tradizione o imporre nuove forme che possano... E la trama si innesta su questo scontro del potere. C'è stato un periodo di transizione in cui, come dire, dall'aristocrazia si passa ad una forma di governo, non è questo il caso, chiaramente non può essere la democrazia, ma sicuramente comunitaria. Sì, la base essenziale era quella comunitaria. Quella che tra l'altro è rimasta anche nelle nostre comunità, quelle interne, dove è rimasta ancora all'interno della Sardegna la proprietà comunitaria dei terreni. L'approccio è paritario. Quando si faceva ancora sui dazzoni da noi, il terreno comunitario era estratto a sorte, diviso alla pari fra tutti quando si doveva seminare, compresi i neonati. Quindi questa parte comunitaria, ugualitaria, c'è rimasta in 2000 anni, soprattutto nelle parti interne, e deriva da quei tempi. Il tentativo di accentramento, perché le grandi regge e nuraggi che si sono formate, quindi un forte accentramento di potere si è affermato, ma mai tale da riuscire a unificare le tribù e a imporre un dominio unificante come è avvenuto con gli Ittiti, come è avvenuto con gli Egiziani, i Minoici e così via. Da noi è rimasta una forma molto orizzontale di potere. Ma tu ti sei fatto un'idea su che cosa potesse essere il nuraghe, proprio come edificio? Sì, il nuraghe secondo me è un organismo eminentemente difensivo, quindi è un apparato di protezione. È l'equivalente del castello medievale. Il castello medievale era in parte anche una domus, quindi era anche abitazione, ma il nuraghe era la parte di difesa centralizzata. Attorno al nuraghe si viveva e nel momento in cui arrivavano scontri fra tribù, la popolazione che non era idonea a combattere si sparpagliava nell'interno, sulle montagne, sulle campagne, quindi era difficile andarla a rincorrere una per una, e il nuraghe diventava la zona di difesa, difficile da espugnare perché era protetto in maniera molto forte, per cui chi assediava o restava per tempi molto lunghi o era costretto ad andarsene, però intanto presidiavo il territorio, quindi non era da vivere in termini abitativi, ma era per momenti di incontro particolari ed eminentemente difensivo. Gli spalti, che qui sono caduti tutti, sono gli spalti esterni a nido di rondine, esattamente come sono quelli medievali, quindi consentivano di sporgersi all'esterno, di difendersi dall'alto, ma era una struttura eminentemente difensiva, era il punto di riferimento del villaggio. Ovviamente aveva anche una forte simbologia, una forte valenza simbolica il nuraghe. Il nuraghe era identitario, il nuraghe era, come dire oggi nella cultura suggessiva nostra, la chiesa. Io mi identifico nella chiesa del paese, il punto di ritrovo è la piazza della chiesa, lì noi tutti come credenze, come modus vivendi ci ritroviamo insieme. Il nuraghe era il momento di ritrovo, il punto di sicurezza, il punto verso cui istintivamente come una madre andiamo a rifugiarci se ci sono pericoli. Quindi è rimasto nel DNA di tutti i nuragici più antichi, quindi è rimasta una cosa ancora bellissima secondo me. Poi magari ci sarebbe da perderci delle ore sulla radice, su cosa significhi il termine nuraghe. Anche qui ti sei fatto un'idea? È difficile, sono molte teorie per cui sono molto, in ogni caso indica soprattutto la cavità coperta, quindi la protezione, la parte relativamente all'ur, alla copertura e quindi alla prominenza per un verso cava. Quindi indica onomatopeicamente quasi la struttura del nuraghe, però su quello la certezza assoluta, anche perché non abbiamo nulla attestazioni scritte, non ne abbiamo di nessun genere, ma magari sono supposizioni. Prossimamente, in un futuro prossimo, si troverà qualcosa, anche perché ci sono 8.000 torri, ma sono quasi tutte da scavare ancora. Giusta osservazione, se scavassimo molto di più probabilmente troveremo molto di più. Cosa, sì, anche perché sicura. La scrittura non potevano essere, gli egiziani scrivevano, gli Ittiti scrivevano, i Minoici scrivevano, lineare A, lineare B, anche i Micenei scrivevano, noi commerciavamo con loro e non avevamo preso la scrittura.
Difficile una forma di scrittura, cioè, Sì. sì, anche secondo me concordo. Passiamo invece al secondo romanzo, Il Tempio della Pietra Nera. Qui si dipana la storia, si va avanti, tu su che cosa ti focalizzi? Io mi centro sempre sulle dinamiche di potere, quindi perché poi alla fine il confronto fra le persone lo vediamo oggi, siamo in piena guerra dopo 3200 anni, è sempre quello di prendere il controllo delle comunità. Ma mentre prima era un controllo sulle rappresentanze, adesso invece l'ho centrato su un altro aspetto, sull'aspetto della religione, l'utilizzo degli dei come strumento di potere, cioè l'utilizzo degli dei in termini vivificatori, quindi di chi pensa che ci sia un percorso da fare, un modo di renderci migliori, più buoni, più collaborativi. Ma molto spesso, e questa è storia, la religione viene utilizzata come strumento di potere per soggiogare Direi come strumento addirittura di controllo sociale ed economico. L'hai detto tu. Sì, no, vabbè. L'hai detto tu. Me ne assumo la responsabilità. Per cui ipotizzo uno scontro fra i gruppi sacerdotali di una certa estrazione, ma ce ne sono poi altri positivi che conservano la parte migliore della religione, e chi invece continua a combattere per avere l'autonomia che hanno sempre rivendicato, e quindi c'è uno scontro, una manipolazione per una parte del potere dell'uso di Dio dalla Dea Madre, e chi invece ribadisce i principi sociali, i principi comunitari che devono essere conservati, e questo innesca un altro scontro, un'altra battaglia molto cruenta, molto dura, che poi verrà anche in questo caso che la tradizione si rimpone su quanti vogliono fare della religione uno strumento eversivo, che non era il caso di... Come dire, ma anche qui un'altra domanda, è difficile ricostruire il pantheon dei nuragici, non conosciamo i nomi degli dei, tu hai fatto riferimento alla Dea Madre perché comunque nel bacino del Mediterraneo è una presenza fondamentale dal punto di vista della spiritualità e della religione. Come ti sei immaginato Io ho un'idea molto chiara. La spiritualità non esiste dei nostri avi? Non esiste un pantheon. La Dea Madre risale al tardo Neolitico, e quindi è una cosa che in parte siamo trasfigurati. La cosa fondamentale del periodo nuragico, ma in parte della nostra cultura successiva, io che ho studiato Gregorio Magno e ho letto le lettere di Gregorio Magno ai Sardi, quando lui puntualizza: voi ancora oggi venerate le rocce, venerate le piante, invece di venerare Dio. Era il rimprovero che ci faceva, siamo nel 560 d.C. Eravamo profondamente animisti, non c'era un Dio, una divinità, c'erano le divinità, tutto era vita, tutto era dinamismo, tutto era forma vissuta in maniere, in espressioni che noi non riusciamo a vedere e a percepire, ma che sono esattamente quelle che tengono vita. Io l'ho vissuta con un'esperienza diretta, ma che ha vissuto tutti quelli delle zone interne, quando mia nonna, che è una donna molto, una virago, una donna di quelle molto concrete, moglie di pastore, ha allevato 14 figli ed era un temperamento di quelli che le cose le discutevano, dopodiché passava anche alle mani e non è che stavamo a discutere molto. Quando aveva necessità di avere chiarimenti, chiamava la donna che vedeva i morti, parlava col marito attraverso la donna che vedeva, e io bambino ascoltavo. Lei mi guardava, e quando poi ricordo ancora fotografico, quindi ecco l'animismo come rimasto fino alla generazione precedente alla mia, mi ha detto: hai visto, figlio mio, dove guardava quella signora? Sì, guardava verso il forno. Sì, vedi, noi non lo vedevamo, ma tuo nonno era lì, ci ascoltava, noi non lo vediamo, ma lui è lì. Quindi il concetto animistico è che la morte è un'altra parte di vita che noi non vediamo, noi non riusciamo a comunicare, ma c'è. E questa è la parte che vivificava tutta quanta la natura. Erano tutti animisti, quindi non c'è un pantheon, perché non c'era, non ne avevano bisogno. È tutta, come avrebbe detto Eraclito, sono tutte divinità, tutto è pieno di divinità. Arriviamo invece al terzo, Fizeluna. Qui incontriamo uno dei più grandi faraoni della storia, stiamo parlando di Ramses II, di un grandissimo condottiero che amava fortunatamente per noi farsi raffigurare. Sì. Collocaci anche questa vicenda. Questa l'ho voluto chiudere col terzo romanzo in gloria, quindi siccome i primi due attengono alle dinamiche interne. Il terzo dice, siccome noi navigavamo, i bronzetti nuragici sono bronzetti di navi vere, non solo di cose votive, e gli Shardana
giravano tutto il Mediterraneo, ho voluto confrontarli con gli altri regni degli Ittiti. Grazie alla regia per, eccoci qua, la copertina di Fitz e Luna. E quindi ho ipotizzato un viaggio degli Shardana per difendersi verso i paesi verso l'Egitto, dove andavano a trovare degli emigrati guerrieri che stavano combattendo al servizio dei faraoni. Quindi, avendo bisogno di aiuto, vanno a cercare i loro corregionali per indicare: venite a darci una mano perché abbiamo difficoltà in terra nostra. E quindi questo viaggio mi porta a esplorare con gli occhi di uno Shardana il periodo di Ramses II, a cominciare dalla battaglia di Kadesh, che ho ricostruito in dettaglio, ricostruendola proprio geograficamente per come si è sviluppata, e con la guardia del corpo di Ramses fatta di sardi, di Shardana, quindi dei nostri nuragici, perché così nella stele di Medinet Habu risulta sotto Ramses II grandissimo con un arco teso, ci sono i bronzetti nuragici con lo scudo tondo, le corna, con gli umboni, sì, l'iconografia. Esatto, è quella. Mentre invece gli egiziani con il falcetto e con lo scudo ovale sono ai lati, l'esercito con la seconda, ma la guardia del corpo, quindi c'è quel combattimento più tutta la vita interna, il periodo egiziano, compresi dei processi perché il comandante Shardana viene accusato di furti e quindi si difende, dove ho ricostruito in dettaglio tutta la dinamica, geograficamente la sede di Karnak e di Luxor, per ricostruire esattamente tutti i percorsi come li si faceva, rivedendo gli scritti del periodo egiziano, di quel periodo, quindi rimettendoli in auge alcuni scritti che meriterebbero di essere rivisti, in particolare gli scritti di uno scriba di Ptahotep, il saggio Ptahotep, che ha tradotto Christian Jacques, e che sono le memorie di uno scriba del visir che tramanda i suoi pensieri e le sue riflessioni agli scribi eredi successori, ed è di un'attualità strepitosa. Ne ho inserito molto, e una frase te la regalo, dice: quando l'ascolto è buono, la parola è buona. Quindi prima impara ad ascoltare, poi impara a parlare. E lo scrive lui: quando l'ascolto è buono, la parola è buona. Saggissimo. No, mi piace l'idea che in uno scontro fra titani, fra i due maggiori imperi del periodo, quindi l'Egitto e l'impero ittita, i nostri guerrieri assursero ad un ruolo molto importante come quello della guardia personale, sì, di Ramses, che peraltro è una costante che si ritrova anche dopo. Io sto parlando chiaramente di un periodo infinitamente successivo, che è quello dell'impero bizantino, con Costantino Porfirogenito, che aveva fra le sue schiere dei guerrieri sardi, dei militari sardi. Guarda che hai fatto anche tu buone letture. Ci provo ogni tanto. Fra l'altro qualcuno vede in questa vicenda i precursori del canto a tenore, perché cantavano dei canti con, come dire, una voce gutturale, quindi qualcuno ha pensato, secondo me a ragione, di vedere in quel nucleo l'origine, o meglio sicuramente l'indizio del canto a tenore, che ancora noi conosciamo e apprezziamo. Noi ci stiamo dilungando molto, però mi fa veramente piacere, anche perché è un campo che mi interessa particolarmente. Però vorrei soffermarmi, abbiamo parlato dei tuoi 3 romanzi storici, anche sulla tua produzione. Hai spaziato sempre in questi anni, come dire, di sudate carte, dalle traduzioni ai manuali. Raccontaci velocemente che cosa hai fatto in questi anni di studio. Io ho fatto un approfondimento classico dal punto di vista manageriale, quindi sono andato alla ricerca nell'antichità delle opere che hanno guidato l'organizzazione dei popoli antichi, quelli vincenti. Quindi sono andato a centrare la regola benedettina, inizialmente con un condizionamento, pensando che fosse una cosa prevalentemente religiosa. È una regola benedettina, la regola che guida un'abbazia sarà una cosa di principi religiosi. Esattamente il contrario. Di principi religiosi non c'è niente. Hanno dei manager. È tutto organizzativo. Benedetto dice, per indicare lo spirito romano, lui era della gens Anicia, quindi classe senatoriale romana, formazione romana, quindi lui l'organizzazione romana la trasferisce nell'abbazia, diceva: dei peccati tutti siamo colpevoli e ognuno se la vedrà con Dio, e per questo io non condannerò nessuna pena, nessun monaco, ma quel monaco che contravviene le regole,
che diventa asociale, che diventa individualista, che non rispetta la gerarchia, no, quello risponde a me. Quindi le regole sono quelle del funzionamento, era una legione, una macchina da guerra perfetta, era un modo di convivere e di organizzare il principio che Benedetto eredita perfettamente dall'impero romano, ed è per questo che la Chiesa di colpo diventa matura. Dopo il cugino di Gregorio Magno, cioè di Benedetto da Noce, c'è Gregorio Magno, che scrive la regola pastorale, dove dà anche lui indicazioni esatte per come deve essere regolata la Chiesa, come i sacerdoti e i vescovi devono comportarsi. Era talmente fatto di romanità che quando venne sepolto volle scrivere Consul Dei, console di Dio. Lì c'è la quintessenza dell'organizzazione romana. Quindi lo studio in chiave moderna di questi libri ci dà strumenti di managerialità che sono gli unici vincenti, perché le abbazie durano 1500 anni e ancora oggi le trovi in tutti e 5 i continenti, organizzate con lo stesso principio. Ed efficienti. Efficientissimo, perché il centro di tutto mette l'uomo. Gregorio Magno dice Ars artium regimen animorum, l'arte più difficile è gestire le persone, quindi non mi interessa la tecnica, gli strumenti, la persona, sai gestire la persona. E Benedetto diceva, indicare la modernità, quando tu devi rapportarti con una persona, ricordati a base che hai 3 passaggi: docere, insegnagli, devi insegnare al tuo subalterno, al monaco. Secondo, costituere, mettilo dopo che gli hai insegnato nelle condizioni di poter operare, non chiedergli l'impossibile. Terzo, iubere, solo al terzo punto puoi comandare, ma tu non dare ordini se non hai insegnato e se non hai... È di una modernità impressionante. Questo l'ho collocato, ho tradotto anche la regola benedettina dal latino proprio per renderla più attuale, e ho cercato di riproporre in chiave moderna una managerialità antica che è assolutamente vincente. Sempre con gli antichi sono andato a recuperare Cicerone, che ha scritto dei manuali di oratoria classica perfetti. Il De Oratore di Cicerone, in 3 libri, è un manuale di oratoria. L'Institutio Oratoria di Quintiliano è un manuale in 12 libri, tecnicamente un manuale. Quindi per chi sa approcciare questi libri, tu ti ritrovi il modo di saper parlare a grandi pubblici incredibilmente attuale. Li ho rielaborati, quindi li ho letti, li ho studiati e li ho riproposti in libri moderni. Allo stesso modo ho riscoperto Aristotele, oltre a tutta la filosofia, che utilizza un libro in particolare, la retorica, che su cui Cicerone e Quintiliano erano più difettosi, dove utilizza l'emozione, come manovrare le emozioni per convincere, e ti fa tutte le casistiche, scende nel dettaglio. È un manuale di una preziosità, di una attualità impressionanti. Li ho fatti diventare libri perché secondo me quella managerialità antica, quella tecnica antica di gente che il potere si gestiva sulla capacità di saper parlare, sai convincere, quindi oggi hai altri strumenti, ma allora era quello. Su quello ho innestato questi studi che cerco di diffondere nel piccolo che posso, perché secondo me sono degli insegnamenti estremamente accurati anche oggi. Hai fatto riferimento al detto Ars artium, vienimi in soccorso. Regimen animorum. E quindi la tua casa editrice prende il nome da questo detto. Ecco, io ti faccio l'ultima domanda, perché ormai siamo arrivati alla fine della nostra gradevolissima chiacchierata. Quanto è difficile per un piccolo editore fare questa azione di pubblicazione, divulgazione della cultura? Gli è quasi impossibile, è una cosa, io l'ho fatta per pura passione, come diciamo un mio amico, per cittadinanza attiva, come diceva lui. Io, la casa editrice, ho altre aziende che grazie al cielo economicamente sono quadrate e rendono, ma la casa editrice è l'unica in cui spendo sempre 5-10 mila euro, ce li butto dentro perché non mi rendono nulla, quindi da quel punto di vista non rende. Però cerco di dare voce e di diffondere in qualche maniera spunti culturali, che sperando che la logica del seme, che adagio adagio possa attecchire, possa innescare. Ci sto riflettendo seriamente, al punto che mi sto mettendo nell'ottica di trasferire tutti i libri, tutti indistintamente, farli diventare ebook o metterli in PDF, metterli sul sito e poter dire scaricateli gratis. L'importante è che tu li legga, l'importante è che legga. Vuoi leggere il romanzo, te lo do gratuito. Se è un ebook te lo scarichi. Non mi interessa guadagnare 10 euro da un libro, mi interesserebbe tentare di diffondere, soprattutto quelli di cultura più ampia, di poterli diffondere
gratuitamente, leggi, l'importante è che si crei una crescita culturale, che è l'unica cosa che porta a sviluppo e cambiamento migliore nelle persone, il resto, la ricchezza non te la porti dietro, la cultura è l'unica cosa che crea condivisione, che migliora le persone. Sì, e noi di Radio Stella in particolar modo andando in onda con questa rubrica che è alla fine della prima stagione, speriamo ovviamente di poterla riproporla anche a settembre, siamo convinti che la cultura passa per la lettura. Un buon lettore è sicuramente un cittadino più attento che è in grado di decifrare la realtà che lo circonda. Rocco Meloni, io ti ringrazio per questa chiacchierata, è stata gradevolissima, non potevamo finire nella maniera migliore. Io approfitto, ora ti faccio omaggio del libro. Ti ringrazio, io lo leggo. È pesante, 1 chilo, quindi sì, lo leggerò volentieri, grazie mille. Ti ringrazio ancora veramente perché abbiamo finito, come dire, in gloria questa nostra stagione di sono librario. Sono contento di essere l'ultimo a chiudere. Sì. Poi magari ci diamo appuntamento per la prossima stagione. Anche perché la casa editrice Nogliastra ce l'hai, quindi dagli ogni tanto un occhio di riguardo. Assolutamente. Io ti ringrazio ancora, ringrazio chi ci ha seguito in quest'ultima puntata della stagione, ringrazio la regia, quindi ringrazio Roberta Loi per la parte video e Daniele De Murtas per la parte audio. Vi do appuntamento a settembre prossimo, vi auguro buone vacanze, possibilmente con la compagnia di un buon libro, magari il nome della Dea Madre, ecco, io non ce l'ho, quindi ve lo mostro. E niente, quindi arrivederci a settembre, però non ci lasciate perché a mezzogiorno va in onda la rubrica CISL On Air. A presto!